Altro personaggio fondamentale dell'indipendentismo siciliano fu Antonio Canepa. Era nato a Palermo il 25 ottobre del 1908, laureatosi in giurisprudenza all'Università Palermitana, era considerato nel 1937 il nuovo teorico della cultura fascista, ma in realtà stava per diventare il nemico numero uno di quel regime. Docente all'Ateneo di Palermo, Canepa cercò di accreditarsi negli ambienti del potere fascista. A Catania, il professore trovò lo spazio necessario per dare concretezza ai suoi veri ideali e grazie ai contatti presi con alcuni eredi della famiglia Nelson, proprietari della famosa Ducea situata tra Bronte e Randazzo, riuscì ad entrare in contatto con i servizi segreti britannici ed in particolare con il SIS, Special Intelligence Service. Nel settembre del 1944 Antonio Canepa, dopo aver combattuto come partigiano a Firenze, ritornò a Catania. Al ristorante Venezia di via Montesano incontrò Pippo Amato e si raccontarono le ultime vicissitudini. Era trascorso un anno dal loro ultimo incontro. Amato gli parlò degli esponenti separatisti catanesi e il professore gli chiese di ricostituire i vecchi nuclei d'assalto per poter organizzare un vero e proprio esercito separatista. Così i due costituirono l'EVIS, Esercito Volontario Indipendentista Siciliano. Nel maggio del 1945 il vertice dell'esercito indipendentista iniziò ad essere operativo e a pianificare le azioni di guerriglia che dovevano essere intraprese. La mattina del 17 giugno 1945 un rattoppato motocarro Guzzi 500 Ercole percorreva la strada che da Cesarò porta a Randazzo. A bordo, a cassone, c'erano Antonio Canepa, Carmelo Rosano, Armando Romano, Nino Velis, Giuseppe Lo Giudice e alla guida del mezzo c'era Giuseppe Amato. Il gruppo incappò in un posto di blocco organizzato dai carabinieri di Randazzo. L'ALT, da parte dei carabinieri, diede inizio ad un conflitto a fuoco che ancora oggi lascia seri dubbi sul suo svolgimento. Di certo c'è che 3 militanti dell'EVIS persero la vita, ma non è stata mai chiara la dinamica dei fatti, né il numero né i personaggi che realmente erano presenti, né tantomeno si sono dissipati i dubbi circa la possibilità che i carabinieri abbiano compiuto un vero e proprio agguato, ben organizzato e premeditato. Addirittura si ipotizza che il professore Antonio Canepa fu giustiziato perché sapeva troppo. A scorgere il furgone abbandonato con i feriti dentro fu una donna, la quale, avviandosi di corsa verso il vicino convento, chiese aiuto. Da lì, infatti, i feriti furono trasportati all'ospedale di Randazzo, dove Canepa morì quasi subito per dissanguamento, seguito dopo poco tempo da Carmelo Rosano. Romano, visitato dal medico legale professore Nicoletti, venne dichiarato guaribile in 30 giorni per le ferite riportate. I carabinieri, però, quella stessa notte chiusero anche lui, come gli altri, in una cassa da morto e lo trasportarono assieme agli altri cadaveri al cimitero di Ionia. I carabinieri, una volta consegnate le bare con i cadaveri al custode del cimitero, se ne andarono. Per la curiosità di vedere in faccia quei banditi, come li avevano definiti i carabinieri, il custode volle sollevare i coperchi delle bare e si accorse che uno respirava ancora. Era Romano, il quale, così per puro caso, si salvò.